Ciao a tutti, sono Elena Locatelli, sono insegnante di yoga, sono italiana, però vivo in Spagna da ormai 2 anni e mezzo, quindi scusatemi l'italiano quando parlo di yoga perché lo parlo principalmente in spagnolo. Oggi vi spiegherò 4 mudra che sono normalmente conosciuti come lo yoga delle mani, però in realtà i mudra possono essere anche movimenti degli occhi, del corpo o respirazione. Però oggi ci focalizzeremo sulle mani. Iniziamo con il Yana Mudra e il Chin Mudra. Il Yana Mudra e il Chin Mudra praticamente si fanno allo stesso modo, unendo pollice e la punta del pollice e la punta dell'indice e rilassando il medio, l'anulare e il mignolo. Yana Mudra è il mudra della coscienza e guarda verso il basso, quindi quando per esempio siamo con le gambe incrociate e appoggiamo le dita rivolte verso il basso, questo è Yana Mudra, mentre se le rivolgiamo verso l'alto, questo è il Chin Mudra, quindi il mudra della conoscenza. Abbiamo poi l'Atmaniali Mudra, che è il mudra che spesso si fa all'inizio, alla fine delle lezioni, durante il Namaste, sostanzialmente con le mani unite al centro, si lascia come uno spazio nei palmi delle mani, non si schiacciano completamente, si lascia un piccolo spazio e serve per diffondere come armonia. L'ultimo mudra è la Kini Mudra. Kini è la divinità che abbiamo al centro della fronte e non so se vi ricordate, se guardavate Dragon Ball, però praticamente l'unione delle dita è la posizione che Tenzing utilizzava nella sua mossa caratteristica. Praticamente questo è la Kini Mudra e viene utilizzato soprattutto per riprendere il filo conduttore di un discorso, serve per riportare la concentrazione al discorso che si stava facendo. E niente, questi sono solo 4 dei tantissimi mudra, vi consiglio di andare a cercarvi vari libri, ce ne sono tantissimi in italiano, in inglese, in spagnolo, tantissimi libri sui mudra e sono molto interessanti. Ci sono gesti che spesso vediamo fare, altri che sono più sconosciuti ma che sono comunque interessanti. E niente, dalla Spagna vi saluto, un abbraccio, ciao ciao!